Bentrovati, buon lunedì, una nuova settimana che andiamo ad iniziare per quanto riguarda l'angolo sportivo sulla nostra web tv www.venetoglobe.com e naturalmente sul digitale terrestre attraverso Caffè TV24, attraverso il canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV24, l'emittente per il Nord Italia. Andiamo subito a parlare di automobilismo perché nel weekend a Silverstone in Gran Bretagna Lewis Hamilton ha vinto per la sesta volta in carriera questo Gran Premio, precedendo il compagno di squadra Bottas. Al terzo posto la Ferrari di uno scatenato Leclerc. Vettel chiude intorno alla 15ª posizione dopo aver battagliato e lottato con Verstappen. Tamponamento tra i due e rallentamento per il ferrarista. A Wimbledon sull'erba nel femminile ha vinto la romena Halep che ha battuto Serena Williams, nel maschile invece la finale tra Djokovic e Federer ha visto la vittoria dopo 5 ore di gara di Djokovic. È stata, a detta di tutti, la finale più bella di sempre. Iniziati anche i mondiali di nuoto, nella notte toccherà a Paltrinieri, spiccano oltre al nuoto anche pallanuoto e tuffi nel denso programma di gare. Nel basket, impresa dell'Italdonne Under 18 che sale sul tetto d'Europa. A Sarajevo, infatti, la squadra di Riccardi ha battuto in finale l'Ungheria. Nazionali al lavoro anche nel volley maschile e femminile, Under 20 femminile in Messico e tra poco anche l'Under 21 maschile nel mondiale. Per l'europeo Under 17 ed Under 16 nazionale maggiore in femminile in ritiro ad Alassio per il torneo preolimpico di Catania dal 2 al 4 agosto e a Bari invece la nazionale maschile dal 9 all'11 agosto. Parliamo di calcio e di Coppa d'Africa. In finale è arrivato il Senegal dopo 17 anni e venerdì alle 21 affronterà l'Algeria. Il calcio sta vivendo le fasi più importanti del calciomercato, atteso oggi a Torino d'Elite, mentre si lavora per avere Chiesa ed Icardi sempre alla Juve. Prima amichevole per l'Inter invece che a Lugano ha battuto i locali per 2-1. Dall'altra parte di Milan, l'acquisto di Rodriguez per il Milan si dimostra un bell'acquisto, si attendono novità adesso per Veretout e Suso. Il Bologna si sta ancora riprendendo dalla botta di Mihajlovic, la malattia, la leucemia di Mihajlovic che domani inizierà la sua cura in ospedale e il Bologna ha vinto la sua prima amichevole 5-0 contro lo Scigliar. Le altre amichevoli hanno visto il Torino battere Merano 15-0, l'Atalanta battere il Clusone per 5-1, la Fiorentina a Moena vincere contro il Real Vicenza per 6-1, la Lazio ad Auronzo vincere 18-0 contro una selezione locale. Infine il Verona ha vinto 12-0 sul Primiero. Questo per quanto riguardava il calcio. La Serie C vede al debutto il Vicenza, una vittoria per il Vicenza di Rosso per 11-0 contro la squadra dei 7 comuni. La Triestina invece dopo la presentazione esordirà il 21 contro la Lazio ad Auronzo, il 24 contro il Maniago Libero in provincia di Pordenone e il 27 contro il Tamai, formazione di Serie D. Al via anche il Padova che si è ritrovato all'Appiani, prima amichevole sabato prossimo contro una rappresentativa locale. Questo per quanto riguardava il calcio. E adesso apriamo la pagina dedicata al basket, alla TVB, vedete, la TVB De Longhi che è stata invitata a partecipare alla 7ª edizione del torneo di Jesolo, ma attenzione perché il trevigiano Tessitori è stato tra l'altro convocato in nazionale dal commissario tecnico Sacchetti per il 22 luglio a Milano. Il giorno seguente scatterà poi il ritiro a Pinzolo. Dal basket all'Imoco Volley Conegliano si attende la ripresa degli allenamenti con parte della squadra, visto che molte giocatrici saranno impegnate con le proprie nazionali dal 3 all'8 per quanto riguarda la nazionale italiana per cercare appunto la qualificazione alle Olimpiadi. Volevamo parlarvi di Sorokaite, lo faremo domani perché Sorokaite è una delle 5 atlete dell'Imoco convocate da Mazzanti ad Alassio per il collegiale in preparazione delle Olimpiadi, vi dicevo a Catania dal 2 al 4 agosto con Sorokaite, ci sono De Gennaro, Egonu, Follì e Silla.
Saremo sempre molto attenti anche al campionato Pro 14 del Benetton Treviso. I Leoni si sono ritrovati alla Ghirada oggi per il via ufficiale. Mancheranno naturalmente gli azzurri convocati in nazionale, però azzurri presenti ugualmente alla Ghirada con la nazionale ad allenarsi. Sentiamo l'intervista con il presidente Amerino Zatta che ha aperto ufficialmente la stagione 2019-2020. Presidente, lo ha detto lei, 2 mesi fa vi siete lasciati con il sorriso, si ricomincia. Si ricomincia, sì. Come ho detto prima, il sorriso e un po' di amaro. Non dobbiamo dimenticarle queste cose perché fa parte della vita come insegnamento, ma è giusto anche ricordare quello che potevamo fare e che purtroppo, diciamo così, non abbiamo fatto. Però ovviamente il discorso non è dimenticato. Lo stiamo dobbiamo tenerlo ben preciso, dobbiamo continuare a costruire quello che abbiamo cominciato nell'ultimo passato, cercare, come ho detto prima, di consolidare, ma soprattutto di fare un altro piccolo passo avanti. Come ho detto prima, le squadre evidentemente straniere ci guardano con più attenzione, quindi noi dobbiamo essere più preparati, quindi questo è un po' un segnale che dobbiamo essere un po' più precisi, più attenti e più competitivi. Ha parlato e lo ha sottolineato più volte di credibilità. Sì, perché nel passato magari qualche partita la facevi bene, altre partite un po' meno bene. Credo che per dare valore e per dare sostanza e per dare credibilità bisogna consolidare soprattutto questa nostra realtà. Consolidare vuol dire essere attenti, essere presenti, ma soprattutto evidentemente avere uno standard un po' più importante per poter essere più competitivo come noi lo vorremmo essere. Ai nuovi, ai permit, ai nuovi arrivati, ai vecchi e riconfermati ha detto che ci guarderanno con un altro occhio. Sicuramente sì, perché la Benetton ormai comincia a essere così attenta, se vogliamo, noi come squadra, ma evidentemente ci guardano con molta più attenzione rispetto al passato, perché vedono come noi una squadra da non sottovalutare, e noi questo ci fa molto piacere, perché evidentemente noi ce la metteremo tutta per dare loro dei problemini, se vogliamo. Presidente, buon lavoro. Grazie a voi tutti. Questo Amerino Zatta, il presidente del Benetton, carichissimo, ha suonato la carica ai suoi ragazzi, ai nuovi e ai vecchi, come avete sentito. Insomma, è una stagione che si preannuncia molto interessante. Domani ne parleremo anche con il direttore sportivo Pavanello. Il weekend la redazione di www.venetoglobe.com l'ha passato a Cortina. Voi direte, beh, che bello. Sì, belli anche i campionati italiani di spinta per bob e skeleton. È stata l'occasione giusta per parlare anche con il sindaco di Cortina. Quindi Milano-Cortina 2026, il bob ritornerà qui a Cortina. Sì, un sogno che si è realizzato. Ovviamente oggi in questi campionati italiani di spinta c'è un altro entusiasmo, un entusiasmo derivato di lavorare per un obiettivo importante, quello delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un sogno in cui ci abbiamo creduto in molti, un progetto assolutamente molto serio, e adesso siamo già al lavoro, insomma, in prospettiva. Esatto, l'anno scorso i campionati sono tenuti a ottobre, quest'anno si è partiti subito, 3 settimane praticamente dopo l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026, come per dire avanti tutta, non ci fermiamo, ci crediamo, vogliamo la pista e vogliamo riportare il prima possibile, addirittura prima del 2026, le Olimpiadi qua a Cortina. Sì, assolutamente, devo dire il progetto era molto serio, un grande entusiasmo, questo che credo che sia stato percepito ovviamente da tutti coloro i quali ci hanno sostenuto e poi hanno votato la candidatura che si è trasformata in assegnazione olimpica. Ovviamente il progetto era serio, ma altrettanta serietà la stiamo ponendo ovviamente nella programmazione degli eventi, delle attività, diciamo, delle prossime settimane. Ci sono già state alcune riunioni, adesso stiamo facendo, diciamo, l'organigramma e la formazione della nuova società che gestirà appunto i Giochi Olimpici, quindi un grande entusiasmo e devo dire un grande lavoro, però insomma si lavora con questo obiettivo.
E qui siamo a Fiammes, pistino di spinta, ma alle nostre spalle ci verrà realizzato il villaggio olimpico, quindi possiamo dire che questi campionati di bob sono stati una sorta di posa della prima pietra verso queste Olimpiadi. Sì, devo dire la zona di Fiammes, la spiana di Fiammes è assolutamente una zona che è stata individuata nel dossier come la zona strategica per quanto riguarda il villaggio olimpico, peraltro qui a Fiammes è un concentrato di attività che vanno appunto dal calcio, dall'atletica e anche da questa bella pistino di spinta che ha dato soddisfazione in questi anni e che ovviamente oggi è in versione olimpica con, ripeto, un grande entusiasmo da parte di tutti, in primo luogo del Bob Club, che devo dire la verità ci ha sempre creduto con entusiasmo, con passione, e ovviamente adesso il sogno si è trasformato in realtà. E Cortina non è solo bob ovviamente, perché quest'anno, cioè la prossima stagione 2019-2020 ci sarà sicuramente un grande avvicinamento ai campionati del mondo 2021 che saranno le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sì, ovviamente Cortina crede nei grandi eventi, abbiamo avuto e avremo appunto i mondiali di sci 2021, questo servirà anche in prospettiva olimpica visto che Cortina ospiterà bobsleigh e skeleton, ma ospiterà anche lo sci e ospiterà anche il curling, quindi una Cortina ovviamente internazionale volta allo sport, un grande lavoro perché da soli non si va da nessuna parte e credo che insomma stiamo vivendo veramente un buon periodo. Quindi appuntamento sicuramente per le finali del 2020 e poi avanti tutta sempre qui a Cortina. Sempre avanti tutta e viva Cortina e forza Cortina. Era Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina, se non l'avevate capito, su Cortina ritorneremo anche domani e anche nei prossimi giorni perché insomma abbiamo qualche cosa da raccontarvi ancora. A tutti voi buona serata!